Al Monsignor Sanguinetti di Quarto, sotto la direzione di Sandri della sezione di La Spezia, Perugia Gimora e Riese aprono la seconda giornata di prima categoria Girone D. Primo tempo di grande studio fino al 29esimo, quando arriva il primo guizzo degli ospiti con questa conclusione di Picasso che termina larga. Risponde dopo 10 minuti il Priaruggia, Camoirano scende sulla sinistra, trova Valenti in mezzo all'area, assist di tacco del numero 9 per Borgiani che controlla e trova il gol dell'1-0. Noi, a causa della presenza di un ramo davanti alla telecamera, ci affidiamo ad una ripresa esterna. Provano a riaprire la gara i ragazzi della Riese, ma nei minuti di recupero del primo tempo Picasso spreca questa ghiotta occasione e si va all'intervallo sul risultato di 1-0. Nel secondo tempo parte subito fortissimo il Priaruggia, dopo un solo minuto Valenti in girata trova solamente la traversa, mentre neanche un giro di lancette più tardi Camoirano viene steso in area di rigore. Pochi dubbi per il direttore di gara e le nostre immagini confermano la correttezza della scelta. Dal dischetto Camoirano spiazza Calori e porta il Priaruggia sul 2-0. Inizio di ripresa ad altissimi ritmi, al sesto minuto, pericoloso pallone rubato in area dal numero 18 della Riese, serve per Savona ma la sua conclusione non trova il gol, per questo intervento di Imperato a toglierla dall'incrocio. Sul conseguente corner ancora un'occasione per riaprire la gara, si impenna il pallone che viene addomesticato da Pellegrino, appoggio per Dondero che da solo davanti a Imperato calcia alto. Arriva al 12esimo minuto il gol del 2-1, ottima punizione di Sivori che trova tutto solo Pellegrino, anticipa tutto il numero 9 e riapre la partita. Si spengono però le speranze di rimonta quando dopo una conclusione di Giuliani, prima ad arrivare sul pallone, ancora una volta Borgiani, destro e sinistro e conclusione che batte Calori, doppietta personale per il numero 16 Priarugia che si porta sul 3-1. Sul finire di gara ancora un'occasione per i padroni di casa, Turinese trova uno spiraglio per Marra, si invola al numero 11 ma la sua conclusione trova solamente il palo. Arriva ancora una volta per primo Borgiani ma questa volta non riesce a trovare lo spazio per calciare. Dopo 4 minuti di recupero termina la gara e il Priarugia conquista i primi 3 punti stagionali.